Sindaco Costa, che aveva fatto gli studi dell'Escontro l'Expo, famoso, dopo è diventato sindaco, aveva detto che Venezia è troppo preziosa per lasciarla ai veneziani. Questo l'aveva detto. Chi è che l'aveva detto questo? Il sindaco Costa, quando è diventato provveditore al porto per le prime contestazioni fatte contro le grandi navi, agli ambientalisti, a chi contestava la nuova gestione del porto di Venezia in mano all'incrocieristica, che lui condannava quando era sindaco perché non voleva le navi. Sindaco Costa, una volta diventato presidente dell'autorità portuale, ha cambiato idea e ha detto che noi veneziani eravamo degli residui storici, dovevamo mettercela via, sostanzialmente andare fuori dai coglioni. E Costa è uno di questi che, anche se cattolico, apparteneva a questa famosa borghesia illuminata, colta, universitaria, che ha sempre aiutato chiunque, su cui si basavano le lotte della Venezia, per la salvaguardia di Venezia, comprese quelle della mia generazione. E dopo Cacciari, altra cosa, Cacciari ha detto una celebre frase che suonava come: i veneziani rimasti, intendeva solamente i padroni di casa, affittino la casa ai turisti e vadano a Marcon. Perché a Marcon cosa c'è? Ci sono i supermercati, gli ipermercati. Ah, ma è stato Cacciari a dirlo per primo? Sì. Ah, perché ti ricordi, no, la frase del troglodita Brugni che ha detto che Venezia... se abitate a Rialto vi dà fastidio i turisti. No, lui ha detto a Rialto, mi abito a Rialto, parlava, quindi anche un discorso classista, quindi solamente chi è padrone della casa, quindi gli altri che erano sotto affitto a case pubbliche e private manco considerati. Sì, che ormai sono rimasti proprio sono una minoranza, perché e adesso gente con che nuovi aumenti del latte, con l'ISA che vuole fare a 20.000 euro la regione Veneto, vuol dire cacciare via tutti i pochi abitanti rimasti. Rimangano i padroni di casa, dopo faremo la fine come nelle zone coloniali. I proprietari sono gli ultimi a essere cacciati, ti sei distante dall'ospedale, non ti ha più botteghe. Mica ne gode più. Cioè praticamente allora litiga dei supermercati vicino a casa, mica ne un casino. Sì, però sei sempre pieni di turisti. Lì all'ospedale, ma altre zone di Venezia non va più il caso. Cioè praticamente quindi il processo è questo. Allora, prima vengono cacciati chiaramente quelli che sono in affitti, gli affittuari normali. Una vecchia questione di classe, tutti si dimenticano la lezione del buon Carlo Marx, che era fra l'altro la stessa Repubblica di Venezia, non esisteva il marxismo, però l'aveva capito perché faceva una politica della casa per evitare la speculazione sui prezzi degli affitti cacciasse via i residenti. Prima si comincia dalle classi più basse, quindi si comincia ovviamente dai sottoproletari, sono stati i primi ad abitare determinate zone di Mestre, di Marghera, con l'aumento degli affitti. Cioè poi andarsene da Venezia ed andare a abitare con là. I proletari, cioè con gli operai, basso artigianato eccetera, e poi si prosegue di classe in classe, si passa per la piccola borghesia che era contenta di aver fatto cacciare via gli operai, cioè a me non tocca la piccola borghesia, poi tocca la media borghesia e il ceto medio. Anche perché le occupazioni che non fossero legate al turismo massificato rimangono sempre minori, insomma, sempre, quasi nulla ormai. Ma questo non vuol dire, perché grazie ai mezzi di trasporto Venezia ha decine di migliaia di veneziani che si spostano ogni giorno per andare a lavorare oltre il ponte. No, ma gente che magari faceva il tipografo di qualità. Ma quelli non erano molti, stiamo parlando di poche centinaia se non migliaia di persone. Il grosso dei lavoratori faceva benissimo il pendolare, andava avanti e indietro. Il problema è che il pendolare non può più farlo se non può più abitare qua. È logico, se io permetto la speculazione turistica, se io sono proprietario di una casa, spremio il mio inquilino più di 800 euro al mese, se lavoro in due non posso chiedergli. Se invece arrivano i turisti posso chiedere 4.000 euro al mese. Certo. È logico che io caccio via e adesso l'inquilino. Adesso siamo arrivati al punto che nemmeno chi è un direttore di banca può pagare l'affitto, perché se prima il direttore non si può stare senza vedere i turisti da nessuna parte. Anche il direttore di banca pagava 2.000 euro una casa, per capirci. Vanno i turisti ricchi come lui che possono pagarne fino a 10.000 euro per un mese, quindi adesso tocca anche a chi ha favorito questo processo e ne ha fatto sempre finta di nulla. Fino a che uno che ha la casa di proprietà inizia a non avere più i servizi essenziali. Sì, per esempio sono tante zone, tante calli a Venezia, dove gli abitanti, i proprietari di casa, sotto affitto sono scomparsi, sono da soli circondati da residenze turistiche, di cui, come ricordavano gli articoli dei giornali recenti, il 60% sono al nero.
Quindi, A quanto il sì, percento? 60% scritte sulla nuova indagine. E non su riescono a BD. farli emergere. Sì, emergono perché evidentemente li hanno censiti, ma nessuno fa niente, per niente si parla del 60%. Per cui in tante zone Cosa voteranno queste persone qua? queste secondo te? persone sicuramente voteranno Lugnaro, oppure un candidato della sinistra illuminata, penso come il rettore che si è presentato di Ca' Foscari, Bugliesi, che sostiene le stesse cose di Bugnaro, però non in una maniera grezza come lui, ma in maniera raffinata, colta, intellettuale, anche borghese, quindi suonano meglio a quei ceti che attualmente vengono tartassati a Venezia rimasti, che sono grosso modo del ceto medio.